Ben ritrovati dalla redazione al nuovo pontefice Leone XIV. Va il mio più sincero augurio di buon cammino spirituale e pastorale in un tempo segnato da conflitti, trasformazioni sociali e smarrimenti culturali. La sua figura rappresenta un faro di speranza e un richiamo universale alla pace. La Chiesa resta un punto di riferimento fondamentale, caposaldo della nostra civiltà e custode dei valori che uniscono la comunità nella solidarietà e nella dignità della persona. E il commento del governatore della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federiga, dopo pochi minuti dall'annuncio dell'elezione del nuovo Papa. La spiritualità e la forza del messaggio cristiano, ha aggiunto Federiga, sono strumenti essenziali per affrontare le sfide globali con umanità e senso di giustizia. Alla guida della Chiesa universale il Santo Padre assume un compito alto e delicato: sostenere i popoli nella ricerca del bene comune e promuovere un dialogo costruttivo tra le culture nella fedeltà alle radici cristiane dell'Europa. La polizia locale, cambiamo argomento e passiamo alla cronaca, è intervenuta in piazza Perugino a Trieste per una lite tra due persone. Forse coinvolta una terza, la madre di uno dei due, che si sono picchiate davanti ad un bar davanti agli occhi attoniti di numerosi astanti. Sono rimasti feriti lievemente e hanno rifiutato le cure. Entrambi sono stati denunciati. Sul posto anche le unità cinofile della polizia locale. Un fatto analogo è avvenuto quasi nello stesso momento in via Sette Fontane. La piazza dell'ex Polstrada di Roiano sarà inaugurata il 14 maggio dopo oltre 20 anni di attesa. Il taglio del nastro sarà salutato da una conferenza stampa e da una vera e propria festa di quartiere dedicata soprattutto agli oltre 200 bambini delle scuole dell'infanzia e materne della città che vi parteciperanno. Il sindaco Roberto Di Piazza e l'assessore Elisa Lodi per quel giorno hanno esteso l'invito a tutto il consiglio comunale e alla circoscrizione, opposizione compresa. In calo l'andamento generale dei traffici portuali a Trieste nel primo trimestre del 2025, chiusosi con una movimentazione complessiva di 13.589.957 tonnellate di merce, pari al meno 4,25% rispetto allo stesso periodo del 2024. Ma ADS Pimao sottolinea che il calo è da imputare principalmente alla flessione delle rinfuse liquide, che si attestano a 8.656.600 tonnellate, in calo del 12,34%. Uno sguardo in chiusura alle previsioni meteorologiche per la giornata. Cielo variabile sulla nostra regione con maggiore presenza di sole verso la costa e la maggiore nuvolosità invece verso la zona montana, specie al pomeriggio, dove saranno più probabili delle piogge sparse, in genere deboli o moderate, ma anche qualche rovescio temporalesco. Sulla costa nelle ore notturne e al mattino bora moderate, in giornata venti a regime di brezza. Temperature minime in pianura fra 9 e 12 gradi e sulla costa fra 12 e 14, le massime in pianura fra 18 e 21 e sulla costa fra 17 e 19 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito, a più tardi.